Città metropolitana e Regione si sono impegnate per portare per la prima volta a Genova il convegno internazionale del GNL. Questo per avere una panoramica internazionale e tendenze in atto nelle altre nazioni. L'aspetto interessante del GNL è l'applicazione che può avere sulle navi, sui mezzi pesanti, sugli autobus e sulle industrie. Qui vorrei ringraziare l'ufficio piano strategico di cui sono consigliere delegato e in questo caso vorrei ringraziare anche l'ammiraglio Carlone per il suo intervento su Spezia. E qua colgo l'occasione per augurare a tutti un buon lavoro all'interno e fuori dal convegno. Spero che questo convegno serva per proseguire il lavoro messo in atto fino adesso. Questo forum internazionale è un intervento previsto dal piano della mobilità sostenibile di Città metropolitana di Genova. Un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese per migliorare la qualità della vita. Città metropolitana è stata la prima a aver approvato questo piano in Italia e per questo ha anche avanzato una richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture per poter finanziare quest'idea progettuale per l'elaborazione di un forum internazionale. Questo forum internazionale è stata l'occasione per avere una panoramica a livello mondiale delle iniziative che si stanno portando avanti sull'utilizzo del gas naturale liquido e sulle innovazioni tecnologiche che abbiamo in questo panorama a livello mondiale e nazionale. Questa attività si inquadra all'interno dell'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile che Città metropolitana di Genova sta portando avanti in collaborazione col Ministero dell'Ambiente. È focalizzato sui due goal, il goal 7, energia pulita e accessibile, e il goal 11, città e comunità sostenibili. Quindi una discussione all'insegna dell'ottimizzazione delle nostre comunità e un'iniziativa fondamentale per incrementare la qualità della vita del territorio metropolitano genovese. Wärtsilä è una società tecnologica leader nei sistemi di energia sostenibili per applicazioni marine e industriali. In Italia abbiamo una grossa presenza con un grande stabilimento, uno dei più grandi del gruppo a Trieste, e un centro di service molto importante qua su Genova, e poi siamo anche col service a Napoli e Taranto. Wärtsilä ricopre già il ruolo da protagonista ormai da tanti anni, visto che siamo stati tra i primi sicuramente a utilizzare l'LNG per i nostri motori, sia per applicazioni marine sia industriali. Ci siamo dentro, il nostro obiettivo, la visione è quella, attraverso l'LNG, di supportare la transizione verso il 100% di fonti rinnovabili.